Sarebbe da mollare in un recinto con una ventina di negri assatanati e nessuno che le aiuti. Questo l'augurio rivolto all'ex leghista padovana Dolores Valandro, rea di aver invitato a stuprare il ministro Kyenge, dal consigliere comunale di Cavarzere Romano Angelo Garbini, esponente di primo piano della locale sezione di Sinistra Ecologia e Libertà, capace di far schizzare le preferenze per Vendola a oltre il 50% alle primarie del centro-sinistra. Il mezzo è sempre lo stesso, Facebook, simmetrica anche la punizione ricevuta, almeno dal livello politico. Se la Valandro è stata espulsa dalla Lega, le procedure per buttare fuori Garbini sono già state avviate dal segretario provinciale di Selle Stefano Lorenzin, che si dice colpito amaramente da questa vicenda geneticamente estranea al DNA del partito. L'autore delle esternazioni, settantenne, con un ricco passato di militanza nella sinistra, preferisce non commentare. Non rilascio interviste, grazie voi. Mentre il suo comportamento viene stigmatizzato anche dal livello nazionale di Shell. Il nostro impegno a livello nazionale e in particolare qui in Veneto, terra leghista, è stato sempre quello di combattere questa subcultura ispirata alla violenza, al razzismo e anche purtroppo al maschilismo e al sessismo. Quindi queste parole, questo linguaggio non possono trovare asilo e nessuna giustificazione all'interno del nostro partito. Nessuno di noi può accettarle e il consigliere è stato espulso. Secondo la curiosa ricostruzione dei vendoliani, la colpa delle esternazioni razziste sarebbe comunque sempre della Lega, anche quando gli insulti partono da sinistra. Ciò che la Lega ha sdoganato nel corso di questi anni ovviamente è diventato subcultura, ma condivisa anche al di fuori della cultura di centrodestra. Mentre il leghista padovano Massimo Bitonci ricorda la pena di 13 mesi di reclusione toccata alla Valandro e invoca parità di trattamento per Garbin. L'istigazione allo stupro è un reato gravissimo e giustamente deve essere perseguito con la massima severità, puntualizza: siamo tutti uguali di fronte alla legge, la sinistra non è più uguale degli altri.